Non hai seguito anche il dopo? No, non ho partita? visto il dopo. Attenzione, il dopo partita no? Attenzione. Ma tu invece le domande invece le fai tranquillo, vero? Sì, domande semplici. Ieri era un attimo fumantino, Va bene. Buonasera mister. Buonasera mister, carissimo. Buonasera. Bene, campionato finito mister. Allora, il Verona ieri ha soffiato la qualificazione Champions al Napoli, incredibile. Sì. Però abbiamo visto un Verona un po' diverso dalle ultime partite. No. Cioè, subito grande cagata. Eccolo. Cioè, tu manchi di rispetto. Io con te non parlo. No, tu devi. Allora tu non hai visto altre partite prima. Cioè, allora hai visto una partita e io con te non parlo, io vado via, io con te non parlo. Cioè, no, stia lì, porti pazienza. Non si arrabbia. In Italia è sempre così. Così non va bene, io non ci sto. Ma mister, in effetti abbiamo visto un Verona con una carica diversa. Cioè, di nuovo, allora cioè, tu devi chiedere scusa, tu manchi di rispetto. No, io vado via. No, mister, no, ma non ha inteso bene quello che voleva dire. Nessuno ha detto che ieri avete giocato in modo diverso. È già seconda volta. Infatti, chiedo scusa, ma... Cioè, è come se tu hai bella stroppa e lei improvvisamente ti molla perché sei imbecille. Ha ragione, allora ha ragione. E più sei anche brutto come Babao, allora ha ragione. Manchi di rispetto. E possiamo chiederle invece del suo futuro, perché è quella anche la domanda che si fanno tanti tifosi. La rivedremo o sta valutando altre proposte? No, cioè io non ho ancora deciso niente, cioè adesso prendo 2 o 3 giorni di vacanza. Con famiglia, vado appunto a Sabbioni, carico palio weekend con ombrellone, con canotto, sdraio, careghetta che si piega, gradela, cioè parleremo, poi decido cosa fare, quelle cose là. Ho parlato con società, ha già parlato. Mi ha detto quali sono programmi, possibilità, quelle cose là, cioè situazione difficile, vita intensa, felicità a momenti. Cioè, è futuro incerto. È come quando tu hai fidanzata, no? Che stavi bene, ma molto bene, cioè, tu stavi, no? Ma poi hai periodo di crisi, no? Fai discussioni, baruffate, quelle cose là. Insomma, poi parlate, insomma, lei dice sue ragioni, tu dici tue, quindi tu devi prendere decisione perché non si può più andare avanti così. Se tu vuoi stare con lei devi anche risolvere certe situazioni. È vero. Però in frattempo, che è il periodo di crisi, insomma, ci sono altre stroppe che ti fanno moine, sbattono ceti come gattine. Mettono cotone sotto reggipetto, quelle cose là, magari si cuciano per cattare qualcosa per terra e ti fanno vedere la culata, insomma tentazioni, direi di sì. E in più magari scopri anche che sono siorete, quindi stanno un po' meglio, hanno casa con piscina sul lago, il giardino bello grande, insomma. Conta anche quello. Allora tu devi decidere se cedere a tentazioni o tornare a stare bene con tua stroppa, ma magari fare vita di pitocco. O accettare anche moine di bella stroppa, capito? Magari fare vita di sioretto. Poi però magari ti penti di scelta fatte, capito? Certo. E allora morale qual è? Qual è la morale? Non sempre si può avere ovo, gallina e cucca. Questo è quello che penso. Però io ho un metodo per decidere. Tu prendi monedina, no? Tu prendi, aspetta, guarda se c'ho monedina, no? E pensi, croce e resto, testa vado, no? Tu lanci in aria, e nel momento che monetina in aria, tu serioci e pensi cosa vuoi che venga fuori. Bravo! Quello che vuoi che venga fuori è quello che tu senti dentro di te, dentro di te. Ma fantastico! Mister sta scrivendo un poema. No, sto nervoso, io quando ho nervoso scaraboccio. È venuto anche bene. Cosa? Scaraboccio. Sono nervoso scaraboccio. È venuto anche abbastanza bene.
Grazie mister, grazie davvero di tutta una stagione fantastica, sia in campo e sia soprattutto qua da noi, veramente, è diventato un idolo assoluto. Gol de Ponta sarà uno dei motivi che io metto su piatto di bilancia. Grazie. Va bene, a voi vi saluto, gol! Grazie mister. Grazie mister. Ciao. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta, Mototaxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.